Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Al Rigamonti Ceppi si affrontano il Lecco e il Piacenza di Cristiano Scazzola, volto noto da queste parti. Un minuto di silenzio prima della partita, poi inizia il match importante per il Lecco che vuole tornare dopo 3 partite, 2 sconfitte e un pareggio al successo, di contro gli emiliani che inseguono una classifica migliore dopo un inizio di campionato disastroso. Lecco che imposta con Maldonado, bello il lancio su Buso sulla corsa del 99 blu celeste, che cerca la sua classica giocata per rientrare con il destro accentrandosi, tiro a giro però nessun problema per Rinaldi. Bello l'1-2, Morra qui sbaglia però incredibilmente Pecorini, allora Morra con il destro realizza il gol del vantaggio all'angolino. Clamorosa topica difensiva del Lecco che concede il vantaggio agli ospiti. Sbaglia Pecorini, Morra allora è bravo a tirare, ma anche Melgrati qui sul suo palo non è impeccabile. Palla tra palo e portiere per il vantaggio degli ospiti. Ci prova il Lecco a reagire, l'azione a sinistra ancora, Abuso mette dentro il pallone, la difesa che allontana con Cosenza. Si salvano gli emiliani qui, potenziale pericolo, calcio d'angolo, Ilari non arriva a svettare di testa. Allora attenzione alla ripartenza del Piacenza, parte fortissimo a destra il pallone, bello per Rosetti, attenzione Rosetti, sfida Melgrati che qui va a riscattarsi chiudendo l'angolo al giocatore del Piacenza, bravissimo Zuccon, Zambataro dentro il pallone, colpo di testa di Giudici, la risposta di Rinaldi che qui è clamorosamente bravo e va a sventare la minaccia per il possibile pari del Lecco. Lecco che però insiste, gioca bene, qui errore della difesa del Piacenza, la palla per Giudici che prova il mancino, leggera deviazione, ancora Rinaldi attentissimo, poi l'azione prosegue, Zambataro le finte, pallone a destra, il cross di Zuccon, anticipo su Ilari e poi la conclusione di Giudici alta. Non è finita però perché tenta ancora la conclusione il Lecco e poi va a metterci una pezza Morra che allontana. Ancora Lecco al 41esimo, Zambataro, Giudici ha la palla sul mancino, il rasoterra è angolatissimo, non forte, ma deve distendersi ancora un ottimo Rinaldi nel primo tempo. 42esimo, calcio d'angolo di... e arriva Ilari di testa che va a segnare il gol del pareggio. Splendida qui sul calcio d'angolo di Maldonado, l'esecuzione aerea di Ilari che va a marcare eludendo l'intervento della difesa, leggera deviazione, Rinaldi battuto. E c'è il pareggio del Lecco, meritatissimo. Va a esultare Ilari con i compagni sotto la Nord. 44esimo, il calcio di punizione, Cosenza di testa alla alta, in curva sud dove c'è uno spicchio di tifosi emiliani, circa un centinaio, 1300 spettatori a Rigamonti Ceppi. Una bella serata di calcio. Nella ripresa ancora Ilari, grande protagonista, mette dentro questo pallone, colpo di testa senza nessun problema da parte di Pinzauti. Rinaldi la fa sua, Zeliak scende, apre per il pallone dentro, attenzione Abuso che viene steso sulla cross da sinistra di Ilari, calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara. Rivediamo Buso che stoppa e va poi a subire il fallo. Calcio di rigore netto, lo stesso 99, va dal dischetto ed è implacabile, freddissimo per il vantaggio del Lecco che completa la rimonta. Poi da 100 metrista Buso va fin sotto la sua curva, la curva nord, sotto i tifosi del Lecco, va
arrampicarsi sulla balaustra, gesto che gli costerà anche il cartellino giallo, ma incontenibile la gioia che Buso vuole condividere con i suoi supporter. Meritatissima. Freddo non calciato forse benissimo, lo rivediamo, centrale, ma tanto basta perché Rinaldi si tuffa sulla sua sinistra. Ed è 2-1 Lecco. Meritato il vantaggio della squadra di Foschi. Attenzione a Sulic. Si distende a destra il Piacenza. Il pallone dentro, Moro non ci arriva. Poi Rossetti che si mangia il gol del 2-2 a tu per tu con la porta. Lecco che si salva. E allora 66esimo Maldonado. Bello il pallone di Zucconi. Lari si gira per il mancino. Diretto all'incrocio. Rinaldi ancora. È costretto a metterci i guantoni. 73esimo calcio d'angolo. Conti traversa che trema. 75esimo. Ecco che riconquista palla a sinistra Giudici. Le finte, va via. Mette dentro un bel pallone con il sinistro. Ilari che arriva coi tempi giusti. 3-1 Lecco. Splendida esecuzione anche in questo caso di testa, ma bravissimo Ilari a seguire lo sviluppo dell'azione. Poi terzo tempo cestistico. Non può nulla Rinaldi, 3-1, 85esimo. Lecco la mette in cassaforte, ma il Piacenza non demorde. Cosenza. Un alleggerimento però per Melgrati. 93esimo, finisce qui. Il Lecco torna al successo dopo 2 sconfitte e un pareggio, 3-1. Ma c'è anche la prestazione a corredo dei 3 punti per la squadra di Luciano Foschi.